Eccoci qua ragazzi, dunque oggi il 2 aprile partiamo dunque per la nostra Litoranea Gravel, la prima tappa dunque da Jesolo, giro ad Anello, partenza da Piazza Nember. Qui abbiamo l'organizzatore Lele a tutti, buongiorno Tomaello, a tutti. un grandissimo ringraziamento a lui e a tutta l'organizzazione perché è stato comunque, o meglio sarà perché stiamo ancora partendo, un evento fantastico. Lele, vuoi dire qualcosa? Ma certo, ringrazio tutti quanti i partecipanti che sono stati moltissimi, felicissimi. Guarda, fino adesso è stato una cosa sensazionale. Benissimo, perfetto, bene, grazie a Lele, grazie all'organizzazione, a tutti quanti e partiamo per questa bellissima pedalata. Vai, buona pedalata. Poi ci troviamo per la prossima chioggia, ragazzi, ok? A dopo, ciao! Dopo. Ciao, ciao! Allora ragazzi, siamo partiti, siamo al 12° chilometro, lasciamo Jesolo per dirigersi verso le campagne qui attorno. Siamo circa a spanne così 150 persone più o meno. Molte squadre si sono iscritte a questo evento fantastico. E ringrazio comunque di nuovo Lele Tomaello perché è stato veramente molto bravo a organizzare il tutto. Ci vuole costante, ci vuole molto impegno e anche molto tempo. Bene, a dopo. Yes, I'll come back to you, then I'll ask what have we done under the sun. Yes, I'll come back to you, then I'll ask what have we done under the sun. Allora ragazzi, dalla serie Il mondo è strapiccolo, qui abbiamo la Vittorina! Me la ricordate? Abbiamo fatto il giro, qual era il giro? Le terre del Palladio, ecco, io sono un po' smemorato, l'età avanza anche per me e la memoria se ne sta andando piano piano. Comunque la Vittorina ha detto giusto, le terre del Palladio c'era anche lei, insieme a Stefano, insieme alla Mara, la sorella, insieme a Elena e anche Dino. Under the sun. Yes, I'll come back to you, then I'll ask what have we done under the sun. Yes, I'll come back to you, then Dunque ragazzi, siamo al 21° chilometro e siamo alla Laguna del Morte. Ve la ricordate dall'alto questa? Ecco, questa ovviamente è la ripresa dal basso. Il tempo oggi purtroppo non è dei migliori, però che le temperature sono un po' basse, ma insomma pedalando ci si scalda. E adesso proseguiamo, aspettiamo i miei compagni di viaggio perché oggi la sto facendo
Lo sto facendo molto slow, sto facendo un po' la spola per fare i video e per farvi vedere un po' le meraviglie del posto. Bene, aspettiamo Elena e Barbara e Andrea che si sono uniti oggi a questo fantastico giro e poi ripartiamo. A dopo. Allora ragazzi, dunque siamo a Laguna del Morte, ci stiamo dirigendo adesso verso l'entroterra Iesolano, Eraclea, eccetera eccetera eccetera. Allora, qui con noi oggi vi faccio vedere c'è Barbara e Andrea, eccoli, che si sono ovviamente iscritti anche loro a questa litoranea, sia la tappa di Jesolo, dunque la rotta di Jesolo, sia quella di Chioggia, che sarà a fine mese, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bene, abbiamo fatto una sosta, pipì, avevamo questo bisogno urgente, adesso ripartiamo, siamo un po' lentucci ma oggi ce la prendiamo veramente con molta e molta calma. Allora ragazzi, qui praticamente una scampagnata, ce la stiamo prendendo con una comodità assurda. Allora siamo all'Andrea 35esimo chilometro circa, diciamo, a un terzo del percorso e siamo comunque quasi arrivati a Eraclea. Il tempo non tende però a migliorare, fa sempre un po' freschino e ogni tanto qualche goccia cade. Vabbè. Amen. Bene, proseguiamo. Allora ragazzi, dunque ho lasciato un po' il gruppo per andare un po' far girare le gambe e vediamo un attimo. Qui siamo quasi a metà percorso e stiamo quasi arrivati a Jesolo. Dunque stiamo tornando, però ovviamente non è che si chiuda qui l'anello, ma proseguirà fino ai 106-107 km. Siamo arrivati a Jesolo, qui ci dovrebbe essere in teoria il ristoro. Vediamo un po', infatti che vedo un po' di gente che afferma che sta mangiando. Bene, ci fermiamo a ristorarci. Allora ragazzi, siamo con Alberto qui, dunque il ristoro a Jesolo paese. Dunque ci mancano cosa? Più o meno 40-50 km, cinquantina di chilometri per arrivare all'arrivo, dunque concludere il giro d'anello in piazza Nemberg. Bene, ringraziamo Alberto per
per diciamo il ristoro. Grazie a voi della partecipazione. Siete stati veramente bravi, grandi, perché Grazie. Un ringraziamento anche ai ragazzi. ecco, un ringraziamento anche ai ragazzi qui. Ecco, Bene. bene. Buon proseguimento e ci vediamo all'arrivo. Ecco, perfetto, ripartiamo. Ok, ciao. Ciao. Allora ragazzi, siamo arrivati al 72esimo chilometro e siamo arrivati al Cavallino. Ora tra un po' prenderemo la ciclabile sospesa. Siamo arrivati all'85esimo chilometro, siamo a Punta Sabbioni. Adesso andremo a vedere il faro e poi proseguiremo per la traccia fino all'arrivo. Ciao, 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 ciao. Ehi! Comunque la giornata si sta aprendo e non si sta male. Stamattina sempre un po' di pioviggine, un po' di freddo. E adesso ci dirigiamo verso Piazza Nember. Come in ogni corsa non poteva mancare cosa? Un animale, ecco questo cavallo fantastico. Siamo al 100° chilometro, dunque ce ne mancano 6 o 7 circa per arrivare alla meta. Ecco ragazzi, dunque abbiamo finito questo giro, 107 km. Adesso ringraziamo i partecipanti, siamo rimasti in pochi perché alcuni si sono già sbaffati, hanno già mangiato, se ne sono già andati. Noi siamo i temerari, gli ultimi rimasti. Ok ragazzi, dunque ho avuto un piccolo problema tecnico, vabbè, allora continuiamo con il cellulare, vabbè, abbiamo sempre un'alternativa rispetto a quello, bene. Allora, come dicevo, gli ultimi rimasti, quelli che hanno sbaraccato, quelli che hanno fatto salutiamo, eccetera, salutate tutti quanti, l'organizzazione è fantastica, giro fantastico e ci vediamo a Chioggia, mi raccomando, il 30 di aprile.
tra ok? Chi non si è iscritto, iscrivetevi, ok? Vi aspettiamo! Ok, ciao!